tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a tutti i miei belli di Bella. Ci siamo, inizia una nuova puntata. Le 21 puntuali, siamo super presenti. Buon giovedì sera a tutti i miei belli di Bella, miei cari, ben ritrovati. Inizia una nuova puntata del lunedì. Iniziamo la settimana alla grande con appunto il nostro tipico appuntamento dalle ore 21 fino alle ore 22. Buonasera a tutti i miei belli di Bella che come sempre ci stanno ascoltando in radio in FM 103.7 e in DAB blocco 10C. Buonasera miei cari. Buonasera a chi ci sta guardando invece sul canale 96 del digitale terrestre. Ricordiamo sempre che Bella TV la potete seguire direttamente sul canale 96. Saluto tutti gli amici che ci seguono da Reggio Calabria e provincia. Buonasera a tutti gli amici che ci seguono da Messina e provincia. Buonasera a chi ci segue da Fiumefreddo, Cireale, Giarre, tutti i paesi etnei. Buonasera a tutta la bellissima costa e a tutte le varie isole che sono collegati con noi, a chi ci sta seguendo in streaming tramite il nostro sito www.bellaradio.it, a chi invece ci segue direttamente dalla nostra applicazione. Se ancora non l'avete fatto, scaricatela perché è totalmente gratuita e in questo modo potete seguirci da tutto il mondo anche direttamente dalla vostra TV. Infatti è sufficiente scaricare l'app totalmente gratis. E buonasera anche a chi ci sta seguendo da Facebook e anche a chi ci sta seguendo su TikTok. Mettetevi comodi perché da questo momento in poi per i prossimi 60 minuti staremo insieme con i nostri ospiti. Oggi apriamo con un artista che settimana scorsa purtroppo non è stato qui perché stava poco bene, l'abbiamo salutato ma ci aveva promesso che sarebbe ritornato e infatti vado a dare il bentornato al nostro Agatino Cosentino. Buonasera Agatino. Buonasera a tutti. Come stai? Tutto a posto. Ti sei ripreso? Abbiamo risolto il tutto. Oh, meno male. L'importante è che sei tornato qui con noi, operativo come sempre. Allora, detto questo, siamo ormai nel clou del periodo natalizio, lo possiamo già dire, quindi le prossime puntate saranno tutte puntate natalizie. Ancora non abbiamo addobbato gli studi perché ieri era domenica, quindi non siamo riusciti, ma adesso provvederemo subito perché manca il nostro alberello di Natale fantastico. Allora Gatino, sei tu ad aprire quest'oggi la puntata? Assolutamente sì. Con quale brano vuoi iniziare? A più forte tutte innamorate. Ovviamente la dedico a mia zia che oggi ha fatto gli anni, mia zia Cristina. Gli mandiamo anche un grande bacio. Auguri Cristina, la puntata te la dedichiamo interamente a te. Quindi iniziamo così? A più forte tutte innamorate. Si parte, Agatino Cosentino. Ci stasera dove pigliare prima scendere palla aspettare una scusa ringelle fornute facemella sola. Tanto saggio vai pazzo per me, trova scuse e faccella sapere che sanate maglione e ti tratti come una femmina. Tu sei più forte, tu sei innamorato, in ogni cosa sta qualcosa in più. Se tu sfogli in oscuro ma stringi e malucco passa mai. Più belle tutte innamorate, sì che l'amore che fa innamora, non ti mettere scorne che mani più forte abbracciami, falla stringere non è ferma. Un messaggio dove nasce, non può perdere, non può accettare. Capo sbatte per me, che sto cuore non può perdere. Vita mia già sua bascia tu te, curra faccia te fatta vare, cuore mi rindovico da lucca, sia meglio per mara. Tu sei più forte, tu sei innamorato, in ogni cosa sa qualcosa in più. Sfogli in oscuro ma stringi e malucco passa mai. Tu sei più belle tutte innamorate, sì che l'amore che fa innamora, non ti mettere scorne che mani più forte abbracciami, falla stringere non è ferma.
Cosentino, bravissima Gatino. Questa canzone è sempre bella, sempre. Tra l'altro sono arrivati tantissimi messaggi da parte di tutti i nostri belli. C'è anche Bella Stella che ti dice sei bravissimo. Sì. Tantissimi altri. Aspetta che devo abbassare un attimino il volume perché altrimenti andiamo veloce. Oh, il nostro Salvo, un bacione. Tatiana, Gatino, sei un grande. Nel frattempo si stanno collegando tutti quanti perché la live l'abbiamo aperta adesso. Un saluto anche a Vito Martini che settimana scorsa era qui con Lo noi. salutiamo a Vito. Tarantè, bravissimo, vita mia. È bravo Gatino. Sicuramente sono tante anche le cose che stanno per arrivare. Dopo ne parliamo tantissime. anche con il tuo production, con il tuo produttore qui che adesso faremo arrivare. Ok Agatino, intanto adesso le portiamo? Ok, vieni tu. Allora, questa sera è una serata molto dolce, Assolutamente dolce. zuccherina, dolciosa, come dire, molto mielosa, molto di quelle che non ti puoi togliere dalla bocca, e adesso capirete anche il perché. Intanto andiamo a chiamare lui, il protagonista principale dei nostri lunedì sera, il nostro ovviamente amato Salvo Paris, ovviamente. Paris, che è super dolcioso questa sera. Prendi Salvo? il nostro Salvuccio, è pronto? Chi cerchiamo, Sì. Salvo? Vieni qua, il nostro Salvo Paris. L'ho detto che è una serata dolciosa. Guarda, cosa hai portato? come Babbo Natale, questa sera a mani non vuote, ma piene, aperto con i piedi per entrare stasera. Salvo, ma cosa hai portato stasera? Io ho ricevuto, mi trovo all'Ineri, Ok. dove c'è la linea ferrata e c'è Natale. E lo salutiamo, Ragazzi, ovviamente. niente, non si può capire. La bellezza, vogliamo la dolcezza. un primo piano, Sonny, vieni qua. Bellezza e dolcezza, ragazzi. Noi aspetta, tieni, fermati così. Allora, noi ringraziamo Natale perché ci ha dolcemente deliziato delle crispelle di riso col miele. Cioè, ragazzi, questa è una goduria non solo per gli occhi, ma soprattutto per lo stomaco. Certo, sicuramente. Già, allora io vi dico la verità, in realtà non sono arrivate solo queste, ne sono arrivate anche altre che già ovviamente sono finite, perché prima di iniziare la puntata, per iniziare belli carichi, abbiamo usufruito del miele delle crispelle, anche perché il miele fa benissimo, quindi È molto Ovviamente. denso, guarda, mamma è densissimo, mia. non è diluito con l'acqua. No, ovviamente infatti. non vi facciamo vedere prima che sporchiamo lo studio. Natale, io ti faccio i miei migliori complimenti, veramente. Lo salutiamo, ovviamente. a Quindi Natale. Un grande all'Ineri c'è Natale. Mettiamole qua le crispelle, guarda, abbiamo il tavolino, le mettiamo qua così tra una Appoggiale canzone, lì. ecco, tra una canzone e un'altra, una crispella e un'altra, non guasta. Ok. Quindi ringraziamo Natale che stavamo dicendo si trova all'Ineri, Dove c'è la linea ferrata? dove c'è la linea ferrata. Si chiama, ma si trova all'Ineri. La linea ferrata Evidente, se vede Quindi su. Linea ferrata di è Lineri, si una, sa. lo sappiamo tutto. Andatevi a prendere le crispelle che poi nelle serate di freddo mettersi il miele ci riscalda e ci rende zuccherini. Yes. Belli calorosi. Adesso però rendici tu più calorosi, Salvo, facci cantare. Facciamo boom boom, dai. Dai, belli. Boom boom. Si inizia alla grande questa sera. Prima. Attenzione perché si scappa. Si inizia dalla prima versione, che secondo me è sempre l'originale. l'originale, Quindi infatti. io mi porto i crispelle nel frattempo, ma magno. Ok. E tu attento a non Anche io li voglio mangiare, non pensate solo per voi. Un po'. Dammi un numero di telefono, ti chiamo e tre. Certo che qualcosa è nata fra me e te. Tu sei divorziato, pure io sono come te. Chiama a casa tua, ci potremmo divertire. Già ti sei spugnato, l'ho già fatta prima me. Tieni tanta fretta, manco tempo e un caffè. Bussano la porta, stai tremando ma perché? Come tuo marito sto tremando invece te. Boom boom, adesso lui mi picchia, scappo. Molte sta diventando pazzo. Io non dovevo andare a letto, sicuro questo è un tuo difetto. A te ti piace il sesso, non merito, non è giusto. Adesso proprio scusa, boom boom.
adesso lui mi picchia scappo, ma questo mo mi rotto guazzo, io non dovevo andare a letto, sicuro questo è un tuo difetto, a te ti piace il sesso, non merito, non è giusto, che devo scusa sta casa, assomiglia al labirinto, non trovo una finestra per scappare, boom boom, adesso lui mi picchia scappo, ma che sta devo andare pazzo, io non dovevo andare a letto, questo è un difetto. Già mi sono stancato, che sto corrapri e sa me tieni tanta rabbia, se vuoi sfuga con me, senta chiedo scusa, merito stevo solo, niente può sapere, che sto corrapri e sa me, boom boom. Adesso lui mi picchia scappo, mo che sta diventando pazzo, io non dovevo andare a letto, sicuro questo è un tuo difetto, a te ti piace il sesso, non è giusto, non merito, cade stevo scusa, boom boom, adesso lui mi picchia scappo, ma questo mi rotto guazzo, io non dovevo andare a letto, sicuro questo è un tuo difetto, a te ti piace il sesso, non è giusto, non merito, cade stevo scusa sta casa, assomiglia al labirinto, non trovo una finestra per scappare, boom boom, adesso lui mi picchia scappo, ma questo mo mi rotto pazzo, io non dovevo andare a letto. Boom boom. Assomiglia al labirinto, non trovo una finestra per scappare, boom boom, adesso lui mi picchia scappo, mo che sono mi rotto guazzo, io non dovevo andare a letto, questo è il tuo difetto, tieni un difetto. Grazie, grazie. È un bello guaio, Un disastro. Allora, Salvo, sono arrivati tantissimi messaggini di complimenti proprio per te. C'è Bella Stella che vuole che gli dedichi una bella canzone. Ciao Bella Stella, un bacione grosso a te, saluto anche Agata, la conosco Bella Stella, sì. Tatiana, bravissimo Salvo Paris. Grazie. C'è anche Vito Martini collegato con Ciao, noi. Vito. Un bacio. Lo salutiamo, Stefania, Laura Arena, Melita Pulvirenti che dice bravissimo Salvo. Buonasera Grazie. belli, mi mandate un saluto, sono a Milano per lavoro, siete grandi. Mandiamo E un noi grande lo bacio salutiamo. Milano. Buonasera, sono Anna Cerincione, se mi dedicate una bella canzone. E poi vabbè, i messaggi continuano ad arrivare a Iosa, Massimo D'Urso che anche lui fa i complimenti, Alfredo, Salvo, insomma tutti. Lo ringrazio a Salvo, un bacio, Salvuccio, Salutiamo Salvo tutti, Giannini ovviamente. direttamente da Rosolini. Allora, ne facciamo un'altra? Ne facciamo un'altra, ma certo che lo facciamo, sì, Tra sì, una Crispella e sicuramente. un'altra. La facciamo. Grande Agatino. Il nostro Agatino che questa sera ci regalerà anche lui altri brani tra un pochino, lo faremo cantare un bel po', sì. E poi dopo vedremo quali saranno appunto i prossimi, perché ancora fuori abbiamo altri 2 ospiti che dobbiamo far arrivare e tra pochissimo vi andremo a presentare. Sempre il primo. Allora adesso abbiamo una bella sorpresa, una bella ragazza che arriva qui con noi anche. Certo. Va bene, sono sicura che avete già capito. Salvo, Ok. continuiamo a cantare. Ok, accomodi Agatino. Aspetta sempre che mi chiami tu aspetta ancora che ti chiamo io che ti vergogno che non ho più che tu
sembra correre una casa d'oro. Facciamo forte ma non siamo noi, ma che cattivo orgoglio cadono in mano tutte e due. Quando dice basta mo sono sempre io, dici le spalle che sto fai tu. E già passato troppo tempo che noi non facciamo più l'amore, vorremmo almeno per una volta siamo giù. Abbracciami, stringimi più forte di te. Non sa giù starci un minuto senza te, a così rischiamo morire. Io dice che io non ti voglio più, ti giri le spalle ma soffro di più, ma che cattivo orgoglio cadono in tutte e due. Almeno per una volta siamo giù. Abbracciami, stringimi più forte di te. Parlamene, sai non sa giù starci un minuto senza te, a così rischiamo morire. Almeno per una volta siamo giù. Abbracciami, stringimi più forte di te. Paris e la nostra Emanuela che ormai Manu un po' di ansia è passata, no? Sì, è passata. Rispetto alle prime volte, ormai te l'ho detto, era l'inizio, l'emozione iniziale. Dai, ora l'emozione ci sarà sempre, però poi una volta andata è sempre più bello, anzi viene sempre più voglia, non è vero? Certo. Hai visto? È la prima volta che uno dice "Oh, e poi dopo quando la facciamo l'altra? Quando la facciamo l'altra? Sbrigati a portarmi che dobbiamo andare a cantare". Sì, già è lei che mi Ti spinge, invoglia. mi spinge. È così, anche perché Volevo salutare tutte le persone che sono sulla mia pagina TikTok, un bacione a tutti. Certo, Ovviamente salutiamo non tutti. posso vedere, però vi mando un abbraccio forte. State sempre lì. Sempre, anche perché non possiamo leggere tutti i messaggini, ne stanno arrivando tantissimi, però Certo. salutiamo tutti, dopo facciamo un recap veloce. Mandiamo un bacio alla piccola Emma stasera. No, ma infatti la volevo salutare Chi è? io. Arrabbiata? Ciao Emma, un Aveva bacione. arrabbiata, Volevo salutare Emma. nel frattempo anche tutti i miei nipoti, tutti. Devo. Vai. Devo, sì. Allora salutiamo Evelyn, Aurora, Michael, Salvo, Cristian, Alessandro. Saluto anche Mattia, il piccolo grande Mattia. Saluto anche la piccola Lucrezia. Saluto anche Lucrezia con un bacione e un abbraccio fortissimo.
Mi associo ai tuoi saluti pure io, gli mandiamo un bacio a tutti i piccolini, anche perché Certo. adesso arriverà Babbo Natale. Certo, In a tutti casa. i bambini del mondo, per carità. A tutti i piccoli arriva Babbo Natale. E un quindi... buon Natale anche a tutte le persone che sono fuori di casa. In primis, soprattutto a chi per un motivo o per Ok. un altro non può essere vicino alle famiglie. Allora, adesso abbiamo un altro ospite speciale, che lui è la prima volta che viene qui all'interno Sì, dei nostri sì, studi, sì. anche e soprattutto per quanto riguarda il tuo programma. Io ho avuto il piacere di sentirlo quest'estate, se non sbaglio, eravamo ad un evento privato. Un ragazzo molto bravo, devo dire, Sì, che ha una sì, voce sì, davvero molto particolare. Sì, sì, e sono contenta di ritrovarlo e di risentirlo, soprattutto in modo tale da presentarlo a tutti i nostri belli. Lo chiami tu? Certo, Francesco Nardi! Facciamo un forte applauso e diamo il benvenuto. Francesco! Ed eccolo che arriva Francesco Nardi. Mi sa che non era pronto Francesco. Francesco Nardi, Francesco Nardi. Eccolo. Eccolo Manu, qua. tu ti puoi sedere, arrivi, torniamo dopo con te, ormai sai come funziona. Buonasera Mary. Buonasera, ciao Salvo, Francesco. grande Ciao, Salvo. Francesco. Buonasera a tutti. Ben ritrovato Francesco, stavo Come stai, raccontando Mary? bene, stavo raccontando che noi appunto ci siamo trovati quest'estate durante un evento privato insieme al nostro Concetto, che tra l'altro Che lo saluto. salutiamo. Ciao Concetto, ti voglio Un bacio. bene. E questa sera ritrovarti insieme a Salvo è una grande festa. Sì, io... Salvo, diciamo, è il mio padrino artistico. Ah, grazie. Non lo sapevo, questo pezzo mi mancava. Sì. Mi mancava perché Salvo è il padrino artistico di tanti artisti, non sapevo che anche Salvo mi tu. ha visto crescere, siamo dello Certo, stesso certo, quartiere. nella musica, sì, Che sì, bella infatti. questa cosa. Francesco, posso dire che canta benone veramente. Molto benone. bene, molto bene. Alcuni brani li canta anche meglio di me. Oh. Non c'è paragone. Va bene. Ah, lo facciamo cantare allora. Donna Certo. di Ragazzi, prima classe. Francesco Nardi. Gli facciamo un applauso. Uscita mattina sempre contento, tu vivi la vita e non ti importa niente, si è fatta così. E a me mi fa io morire, metti un tocco di trucco per ti fare più bello, magliette scollate e t'accuoncia i capelli, sei pronta per uscire con l'amica del cuore, ma quando voglio un cielo urrona presa da te, un coppa all'SH gira per città, vestita provocante per te fa guardare i modi spagarazzini, la perfetta bambola, a terza piede guida, tu resti firmato, occhiali della Gucci, scarpe 10, sogna il tuo principe. Con il suo cavallo bianco come nelle favole, chissà se gli sto su con la vendoria e poi quando è sera e tu ritorna a casa, sdraiata nel letto fai sempre la stessa cosa, in mano c'è il cellulare e incomincia a chattare, donna di prima classe, a così ti fai chiamare. Un coppa all'SH gira per città, vestita provocante per te fa guardare i modi spagarazzini, la perfetta bambola, a terza piede guida, tu resti firmato, occhiali della Gucci, scarpe 10, sogna il tuo principe, cade pena da piglia, con il suo cavallo bianco come nelle favole, chissà se gli sto su con la vendoria.
Grazie. Bravissimo Francesco, davvero Mary. bravo, una bellissima voce. Ricordiamo il titolo di questo brano? Donna di prima classe, Francesco Nardi. Seguitemi tutti. Dopo ricordiamo anche i vari contatti. Se ricordiamo Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, Facebook, Instagram, tutto. Tutti i social anche. Dopo li ricordiamo come andarti a cercare tutto il resto. Poi facciamo anche i salutini Va e bene, tutto il ci vediamo resto. dopo? Sì, se vuoi ti puoi sedere qui o se preferisci andare fuori, vai fuori, come preferisci. Grazie tu. ancora, buonasera. Grazie. Vieni Salvo, ritorna qui sul palco anche perché insomma ti stanno aspettando, anche tanti complimenti ricevuti per il nostro Francesco e dopo facciamo entrare l'ultimo ospite che è rimasto, che sta attendendo diciamo dietro le quinte per arrivare. È un po' ansioso. Ma chi non è ansioso di entrare a cantare? Certo. Ricordi tutte le volte che dovevamo salire sui, perché noi di serate ne abbiamo fatte tantissime insieme, insieme. sì, Con certo. Salvo ragazzi abbiamo avuto tantissimi eventi dove appunto Salvo era il protagonista principale. Quanta ansia prima di salire sul palco, messi dietro. C'è sempre, quindi l'ansia è parte anche del nostro mestiere. Certo. Ce l'ho pure io, nonostante salgo sui palchi sempre, ogni volta prima di entrare c'è il batticuore, c'è tutto, ma ci deve essere. Sì, l'adrenalina sempre si fa sentire, è sempre in primo piano. Altrimenti si smetterebbe di vivere. Allora, cantiamo! Ma certo, Ma no, da mi sa stare che con ti mia. devi preparare pure tu. Mi sa che ti... Gioia! Scegli! Ti porta una banna che non richiama la vita e poi mi dici sono scemolito, avevo ragione. Arummu porta, tu stai con me, guai chi ti tocca, tu sei mio, pur sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio. Da stare con mia, guai cu ti tocca, guai cu t'alia. Isami mano, forza ballamo, non sa giù stare, lontano di Tazza rosa mangiamo, canarichiamo, una fede canne, da una settimana. Arummu porta, tu stai con me, guai chi ti tocca, tu sei mio, sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio. da stare con mia, guai cu ti tocca, guai cu t'alia. Isami mano, forza ballamo, non sa giù stare, lontano di te. Tu sei mio, sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio. Tu sei mio, o sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio. Da stare con mia, guai cu ti tocca, guai cu t'alia. Isami mano, forza ballamo, non sa giù stare, lontano di te. Ciao G! Oh! Ciao Giù! Ciao G! Ciao Giù! Tutte per casa, da lì. Tu stai con me, guai chi ti tocca, tu sei mio, sempre sei mio, o stai con me, o un braccio a Dio.
può dire da sogno famoso. Aspetta, tu state vicino a me, non ti muovi. Chi è finito? Cammina a mangiare un tazzo rosa, va che non arriviamo mai. Quando le donne vogliono qualcosa, guai a toccarle, guai! Certo. Perché va a finire molto male, molto, molto. O stai con me, altrimenti beh tu. Ecco, come si suol dire. C'è il ciao ciao. Questo brano lo troverete su tutti i portali, salvo Parisi, Tastare con mia. Condividetela, giocateci un pochino con questo brano che ci possiamo anche divertire. Tra l'altro, ragazzi, sono arrivati tantissimissimi saluti che continuano, a parte che con questa canzone si divertono anche per te, ma sono arrivati tantissimi messaggini carinissimi da parte di tutte le ragazze, che poi secondo me i complimenti più belli sono quando per una donna arrivano da parte di un'altra donna. Quelli per me sono i complimenti più belli, sì. che sono quelli anche più piacevoli perché sono sinceri. Quindi tante ragazze ti hanno fatto i complimenti anche per te. E poi devo fare un salutone, aspettatemi prima che lo dimentico, che mi era stato richiesto prima. Mary, saluti Agatino, sono Antonio, digli Falcoman. Ok? Lo salutiamo. Certo. Un saluto anche per Francesco da parte di Peppe e Maria Grasso. E poi è tornato anche Paolo Ventura che ci sta seguendo, il papà di Gioele. Paolo, ciao Paolo, il papà Anche di Gioele, lui sì, che noi salutiamo, un bacione. Un bacio grande, Salvatore Cosentino che ci saluta, Francescuzzo, Ciao, anche lui Salvo. qua, insomma li salutiamo a tutti. Adesso è arrivato il momento dell'ultima ospite della serata. Mi dai la parola a me? Te la do a te, vai. Me la dai a me? Guarda Emanuela, già è lì pronta. Me la dai a me? Me la dai a me? Passa il testimone. 1, 2, Iva Nero. Eccolo che arriva il nostro Ivan. Vi lascio. A dopo Salvo, riposati se hai bisogno, ti metti bello tranquillino. Sentite, ma c'è un odore di crispelle qua che Mi sta venendo la fame comunque. lavorare così sempre da Natale a Linieri, lo ricordiamo dove c'è la linea ferrata, ragazzi. Allora Ivan, bentornato anche a te. Grazie, Scorsa settimana tu non c'eri. No, non c'eri scorsa settimana. No, non c'era Catino, tu c'eri. Io c'ero. Non mi fate confondere che pure io do i numeri. Io c'ero. Quindi ci ritroviamo anche questa settimana. Siamo pronti per cantare? Certo. Ovviamente lo dedichiamo come dice Salvo. Certo, ma sì. Questo certo diventerà un tormentone, secondo me. Tu sì, lo so, è una vita. Dopo la canzone c'era la canzone e lui certo. E adesso la dobbiamo fare, c'è la canzone. Adesso la mettiamo. Aspetta, prestatemi, dov'è un microfono? Ce l'hai tu? Allora, questo la mettiamo, certo che la mettiamo Questa dopo. certo, spieghiamolo un pochino, nasce da una canzone di Salvo Paris, dove appunto quando lui canta c'è questo certo. Ne parliamo dopo, così la facciamo e capiamo da dove nasce questo certo che ormai è diventato un po' parte di tutti noi. Cosa cantiamo, Ivan? Sempre mi innamorai. Assolutamente. Per tutte le donne bellissime. A chi lo devi dedicare? A tutte, soprattutto a Martina. A Martina. Ero sicuro io mi innamoravo. Quel giorno se non riesco a dimenticare, tu stessa mi dicesti: che fai stasera? Usciamo. E finivamo poi a far l'amore, lasciando dietro veri amori. Ricominciamo dai la nostra storia adesso. Tu sei fatta per me, io sempre con te. Non ti deluderò mai, faccio quello che vuoi. Ti abbraccio, ti bacio, sarà un grande amore, vedrai, sì. Tu che sei la padrona del cuore mio, come fai a farmi innamorare? Tu chi sei? Sei la vita mia. Ci scommettevo che per te
impazivo, già dentro me lo sai, io ti sentivo, quell'emozione che non so spiegare, ti amo, ti amo. Sei fatta per me, io sempre con te. Bacio, sarai un grande amore, vedrai, sì. Tu che sei la padrona del cuore mio, come fai a farmi innamorare? Tu chi sei? Sei la vita mia. Faccio tanti complimenti per questo brano e visto che siamo nel periodo di Natale voglio dire anche una cosa, è bello quando ci sono tante voci che si esprimono con la musica, che esprimono i sentimenti, perché quando si canta si esprime amore a prescindere dal modo e da tutto. La musica è bella, regala emozioni e soprattutto si devono sempre incoraggiare tutti gli artisti nuovi che stanno nascendo, perché regalano con la loro musica anche quello che hanno nel cuore. Quindi bravo Ivan e bravi a tutti gli artisti che cantano e amano cantare. Inseguiteli sempre i vostri sogni, ragazzi, a prescindere da tutto, inseguiteli, perché come si suol dire, i bastoni tra le ruote le metteranno sempre, perché la vita purtroppo è fatta molte volte di gelosia e di ingiustizie e cercheranno sempre di stare lì. Voi continuate sempre per la strada inseguendo il vostro sogno che si realizza. Quindi bravo anche Ivan. Io volevo salutare il mio gruppo della comitiva con cui comunque esco io. Certo. E poi saluto anche a tutti i miei compagni, saluto anche mio padre. Certo. Ok, saluto mia sorella Lucia che mi sta vedendo. E la salutiamo. E poi saluto a tutti quanti con cui... Tutti gli amici che conosci, tutti gli amici, tutti belli di Bella, al completo, male, sì, dai, sì. tutti. Salvo, torna qui, Ivan, tu siediti, perché poc'anzi abbiamo parlato di questo. Certo, dobbiamo capire da dove nasce, che poi a te ti è venuto proprio mentre scrivevi la canzone, sto certo, sì, o lo utilizzavi già prima? È una cosa spontanea che ti viene, no? Quando uno scrive è sempre così. Quindi è nata così, come con la musica? Sì. È nata con la musica e da lì divenne un tormentone per tutti, sì. Perché è diffuso un Questo po'. l'abbiamo fatto circa 10 anni fa, più o meno. Mi dai conferma? Ricordate? Sì. Ricordiamo il titolo del brano. All'incirca. Di più addirittura. Di più di 10 anni. Okay. Ricordiamo il titolo del brano? Non mi ricordo. Sonny, ricordami il titolo del brano. Certo che puoi. Andiamo, Salvo Paris. Sei bella tu stasera, pare sei vestita sposa. Noi facemmo tardi a casa, perché avevamo a fare una cosa che ti fa piacere pure a te. Stanotte 3 ti accompagno, certo che puoi. No, non dirmi si fa tardi, tu lo sai divento matto. Dai adesso andiamo a letto, da un mese senza sesso. E mo vai, togli tutto, dopo ti rifai il tuo trucco. Tu stasera sai, sia mia. E dentro la macchina ti spoglio insieme a me. Ci nascondiamo tutte le volte e non ci fa pure. Tu da poco divorziata e ma siamo io. E dentro la macchina ti spoglio insieme a me. Ci nascondiamo tutte le volte e non ci fa pure.
Certo che puoi. Il nostro Salvo Paris, siamo tornati indietro di un bel po' di anni con questo Sì, brano. sì, sì. Ma sempre bello, Salvo, Sì, sì, un sempre, bel po' di anni sempre. fa. Fa piacere anche ripescare questi. Quasi non lo ricordavo più. Ormai quanti anni sono che canti, Salvo? 40. Quindi vogliamo dire, immaginate tutti i brani che Salvo Paris ha realizzato. Adesso ricordiamo che c'è anche la sua sala di produzione. Sì, Studio Dove- Paris Record. Ricordiamola questa cosa, quindi vi potete affidare a Salvo Paris tranquillamente, siete in ottime mani. Sicuramente. Bravo sicuramente. Salvuccio. Allora facciamo tornare Agatino. Agatino. Il grande Agatino Cosentino che non può mancare. Eccomi. Che hai un sacco di fan, mi è arrivato, vogliono un saluto, tutto il club a R6 mi hanno detto. Li mandiamo a salutare. Poi c'è la tua amica Martina che ci teneva a Salutiamo Martina. essere salutata, e poi voglio salutare anche Angelo che è un ragazzo fantastico, gli mando un bacio, lui ci segue da Roma direttamente, Salutiamo quindi gli tutti gli amici mandiamo di un Roma, bacio speciale a Matriciana. Un giorno mi ha spiegato come si fa a Matriciana, ho detto poi cucini tu, perché io sono ondondera nei piatti. Allora, quale canzone gli facciamo cantare ad Agatino adesso? Quanta vasa accattata. Sempre registrate nel mio studio. Dal nostro Salvo. Io con questa canzone voglio salutare Sì. la famiglia Nappi da Napoli, la signora Sonia, Sì, ci sono tanti. Raffaele Sì. e Bella Radio, Radio Bella, vabbè, non mi ricordo Vabbè, adesso la il radio nome. lasciamolo stare Sì. qua. E poi voglio salutare pure, la voglio dedicare a mio padre, La Come si chiama famiglia il papà? Nappi. Cosentino. No, Salvatore. Salve. Grazie che ti chiama Cosentino. Era un problema. Saluto anch'io. Ciao, Salvo. Ecco, lo salutiamo. Quante vasa accattata. Il nostro Agatino. Agatino Cosentino, grande. Scemo vero, sono innamorato, e non voglio candere cuore. Si pensa quando la ci conosci, che scemo che sono stati, due carezze per si fa cattare un corpo e un'anima. Quanta vasa accattata, un amore che niente ma volta e non niente nascosa, oggi tu tira venere. Quanta vasa accattata, ci spogliamo ma poco fai va, che si prezzo chi si è innamorato, ogni sera dice passi a rompo, torna a te. La prima sera no, non ci credi, non ci credi. La roba me già si va insieme a nata. E ci sono un modo e un minuto. E la mano ti tremava già e te lo testa quando va s'accattata, un amore che niente ma volta e non niente nascosa, perché tu tira venere. Quando va s'accattata, ci spogliamo ma volta poi va, che si prezzo chi si è innamorato, ogni sera dice passi a rompo, torna a te. Scusami Mary, scusami. Sei grande, Agatino, sei grande. Mary, mi permettete di avvicinarmi Certo. al mio telefono? Posso rompere la riga? Sì, vai, che mi metto io Ok, qui. Nel ok, frattempo c'è ok, anche ok. Vincent che ti fa i complimenti. Grazie Max e Cri, che anche loro, raga, vi salutano da prima, e anche lui ti dice senza parole complimenti, bravi Li tutti salutiamo, ragazzi. ovviamente, un grande bacio. Gli facciamo tanti complimenti a tutti. Poi qui si continua a parlare di Matriciana. Abbiamo il bis e il tris. Con Angelo la promessa verrà direttamente
venite da Roma con i prodotti tipici a fare la pasta, quindi poi si deve anche sbrigare a venire a Catania subito. Allora, visto che il nostro Salvo Paris in questo momento sta salutando tutti i suoi amici che sono collegati su TikTok, dimmi se vuoi cantare. Adesso faccio cantare, ok, Francesco, no, facciamo un altro brano subito. Ambres. Lo dico dopo. Che cosa? Cioè, pensa, non ti preoccupare, pensa alla crispella col miele tu nel frattempo. Sì? Che bontà, ma che bontà. Okay. Ma che cos'è? Allora chi deve cantare? Facciamo cantare Francesco. Francesco Nardi, gli facciamo fare un altro brano. Eccoci. Ritornato il nostro Francescuzzo. Allora, quale brano vuoi fare adesso? L'amante sotto il letto. È tipo boom boom, cioè qui c'è chi scappa dalla finestra e con lui abbiamo chi si nasconde sotto il letto. Raga, è una tragedia, da una parte o dall'altra va a finire. Francesco Nardi. All'improvviso eri sceso per far spesa, ma già stava a calcolavo un'ora e mezzo come al solito, come fai sempre tu. Che casino alla tagliere che è successo in da casa, l'hai scoperto tutto. L'amante sotto il letto è una bionda attente, è una donna di fuoco, una femmina vera che mi fa scoppiare. L'amante sotto il letto si sentiva il profumo e poi la minigonna sul pavimento. Questo tu mo dopo se ne parla e come faccio a campare, ma in fondo ti amo, sei la mia metà. L'amante sotto il letto, che stronzo sono stato e mo sono in via senza l'amante e senza te. Sono stato un incosciente che sti cose non si fanno e mo come già io non tengo più l'amore, sono rimasto mezza via, non tengo niente più. Se ti chiamo non rispondo, tu con me non puoi fare pace, affanculo non mi dannato. L'amante sotto il letto è una bionda attente, è una donna di fuoco, una femmina vera che mi fa scoppiare. L'amante sotto il letto si sentiva il profumo e poi la minigonna sul pavimento. Questo tu mo dopo se ne parla e come faccio a campare, ma in fondo ti amo, sei la mia metà. L'amante sotto il letto, che stronzo sono stato e mo sono in via senza l'amante e senza te. Francesco, bravo. L'amante sotto il letto. L'amante sotto il letto. L'amante sotto... scappare. Complimenti Francesco. Vuoi fare qualche salutino? Sì, vai. Voglio salutare tutti i miei amici, tutto il mio quartiere e la mia famiglia. Tutti gli amici che ci seguono, tutti i belli di Bella. Ovviamente. E voglio ringraziare Salvo e voi per l'ospitalità. Grazie a te Francesco, grazie. Buonasera a tutti. Torniamo qua. Comunque approfitto di salutare tuo fratello Giuseppe. Allora Salvo, facciamo un altro brano. Quale facciamo? La mia strada è questa. Bello, bellissimo. Già mi mancava. Dai, la riproponiamo anche questa sera insieme alla nostra Emanuela. La riascoltiamo ancora una volta, il nostro Salvo Paris con quest'altro bellissimo brano.
problema mio ci stai pure tu. Lavorerà. La mia strada è questa, Ci riuscirà. non ce la farò mai. Ti aiuterò. Ora io ci provo. Lo sai, ti amo. Anch'io ti amo. Lo sai, amore mio, mi vuoi aiutare? Da questa strada non si esce mai. Vorrei tornare indietro per cambiare, ma la mia vita ormai dovrà finire. Lavorerà. La mia strada è questa, Ci riuscirà. non ce la farò mai. Ti aiuterò. Allora io ci provo. Lo sai, ti amo. Anch'io ti amo. Lavorerà. La mia strada è questa, Ci riuscirà. non ce la farò mai. Ti aiuterò. Ora io ci provo. Lo sai, ti amo. Anch'io ti amo. Anch'io ti amo, ce la farai. Bellissima questa canzone, bravi. È molto importante anche l'interpretazione, no? Perché chi guarda si riempie gli occhi proprio di come Certo. l'artista interpreta. Siete bravissimi. L'interpretazione è molto importante. Quando si sta sul palco, scusate il termine, si sta come dei cucuruzzuni. Non funziona. non trasmette, non trasmette in quel non modo. funziona. Invece così trasmette tanto. Mi è venuta una fame, qua si è parlato di cibo, raga, c'ho una fame. È da mezz'ora che li guardo. È un odore di quello bello. Sì, scusatemi, allora Salvo, dopo chiuderai tu ovviamente Sì, la puntata, sì, quindi abbiamo un altro Chiudiamo. brano di Agatino che dobbiamo Ok, fare, ok. quindi Agatino ritorna qui Vai. con noi. Qui sono. Mi devi fare il saluto a Max e Cri. Salutiamo Max e Cri. Che mandiamo un grandissimo ieri gli hai promesso bacio. che li salutavi e Sì, poi sì, non li hai sì. fatto, quindi gli dobbiamo fare un saluto speciale. Dedichiamo per- questa canzone. Qual è? Ma c'era lui. Ma in che senso? Ma c'era lui. Cioè, vabbè. Un amore tanto tempo fa t'ha fatto male, non c'è stato e brucia ancora. Non potevi immaginare che ti potevo perdere. Che sera prova a te chiamare, c'è il messaggio non è cancellato ancora. Sta scritto nome che là e ci da fatto piangere 2 anni fa. Ma c'era lui e tu eri troppo innamorata. Ma c'era lui e ci voleva tutta la vita. Ragazzo semplice, un amore famoso, quanti buci che ti saputo raccontare. Ma c'era lui, mi le regala e 100 rose. In una macchina di cento amore sposa. Ma è stato inutile, se lo te mentre pensavo a quell'alma. Non voglio bene a tutti gli altri, alle rispondo cuore mio
sul display. L'orgoglio verde nel mio cuore, non c'è ancora. Queste cose tu le hai fatte già, non ci può permettere. Ancora dentro voglia, ma c'era lui e tu eri troppo innamorata. Ma c'era lui e ci voleva tutta la vita. Ragazzo semplice, un amore famoso. Quando i buci da saputo raccontare. Ma c'era lui mille regali e 100 rose. In una macchina di certa modo sposa. Ma è stato inutile, se non tutti mentre pensavo a gelato. Ma c'era lui e tu eri troppo innamorata. Ma c'era lui e ci volevo tutta la vita. Ragazzo semplice, un amore famoso. Quando i buci da saputo raccontare. C'era lui, Grazie. c'era anche la C'era anche Crispella, Salvo. c'era anche Salvo con la Crispella. C'è chi canta e c'è chi si mangia la Crispella col miele, capito? Buona. Cioè, Io ve l'ho rubacchiato un Hai pochettino. fatto bene anche Certo. perché ormai siamo in chiusura. Bravissima Catino, vuoi fare qualche Grazie mille. salutino prima di chiudere perché chiuderà Un saluto Salvo? ovviamente a tutta la mia famiglia e anche a tutti i miei amici. E tutti belli Ragazzi, belli. E anche la famiglia Io devo- Paris, assolutamente, non possono Grazie, mai mancare grazie. saluti. Io saluto anche tutta la tua splendida famiglia. Ovviamente in particolar modo ciao Salvuccio, saluto papà. Allora, dicevi io voglio... Io voglio salutare e voglio ringraziare ovviamente Bella. Sì, assolutamente. Grazie. Ormai per siamo la- di famiglia. Ormai grazie per qui- la vostra disponibilità soprattutto. Ma di cosa, ragazzi, voi siete a casa. È sempre un piacere quando ospitiamo dei grandi artisti che sanno cantare e portano buona musica. Certo, ringrazio Emanuela Ceruso, Brava la nostra ringrazio Emanuela. Francesco Delia, ringrazio anche Ivan Nero. Ivan Nero. E non può mancare anche l'amicone Agatino Cosentino, grande artista e un gran ragazzo veramente. Volevo anche Salutare anche un quelli bacione dietro. grosso a Sonny, Ecco, che non ti può prego, mancare, ti ovviamente prego, Franco, vieni, Antonella, per carità, un po' tutti quanti Vieni, voi. tesoro. Ragazzi, Mettiamo- venite, tutti ragazzi, quanti che qui ci facciamo facciamo una bella foto, dai ragazzi. Come sempre la foto la trovate nella pagina Instagram di Bella e Ok. anche nella pagina Facebook. 1, 2, 3, olè! Siamo venuti Ok. carini, Perfetto. un bel quadro, tutti carini. No, controlla se Emanuela ha gli occhi chiusi, ti prego. Ok. E in caso dopo la puntata la rifacciamo, dai. Ok. Allora, noi ringraziamo tutti quanti per essere stati con noi, sarà Salvo a chiudere. Vi ricordiamo che torneremo il prossimo lunedì, sempre alle ore 21, e che la puntata la potrete vedere in replica mercoledì sera alle 21. E come sempre nella pagina YouTube Bella TV troverete anche tutte le varie puntate caricate, perché questa già è la terza che facciamo di questa stagione, quindi di questa edizione, e troverete tutte anche le vecchie puntate. Ok, Con chiudiamo quale brano? con Vado Via, Salvo Paris, lo troverete su Bella. tutti i portali sempre. Anche questa. Salvo Paris, Vedetelo ciao a anche tutti. su Bella. Cinque giorni che non ti fai sentire, io sto ancora qua, ho da già parlare, sotto la casa tua, io da già trovare, aspetto fino a sera. Ciao, come stai? Voglio da parlare, non fermisci mai, sento dentro me, voglio da abbracciare, oggi è venerdì, stasera io ti porto a cena e mi spazza la porta in faccia, senza te mi sento morire. Vado via, non mi resta più niente da fare, io da solo non posso restare, solo un angelo potrebbe salvarmi, e quell'angelo saggio sta qui, aspetta te, vita mia. 5 giorni che chiamo solo a te, sempre a t'aspettare, non ti cerchi più, io sono pazzo di te, non mi porti me, fermiamolo stasera.
non ti cerco più, me la ridi tu, penso solo a te, so che guarirò, non ti trascurare, se ti mancherò, pensaci stasera, ovvio è tardi rimane, senza me ti sento morire. Vado via, non mi resta più niente da fare, io da solo non posso restare, solo un angelo potrebbe salvarmi, e quell'angelo sa c'è sta e sta vita mia. Non mi resta più niente da fare, io da solo non posso restare, solo un angelo potrebbe salvarmi, e quell'angelo sa c'è sta